Quarta corsa, 3 anni al via, sono in 9, 1 Dalò dei Greppi, Antonio Greppi, 2 Dolce Stella, Sandro Cappenti, 3 Daphne degli Dei, Alessandro Gocciadoro, 4 Doraemon, Marco Stefani, 5 Donadoni F, Cesare Ferranti, 6 Drum, Antonio Di Nardo. Seconda fila Dillo Ciacchi SM, Gabriele Ballotta, 8 Dubai Pax, Roberto Vecchione, 9 Danilo Spritz, Andrea Farolfi. Rinuncia al lancio Drum, parte piano. Intanto c'è l'errore di Daphne degli Dei. Veloce Doraemon su Donadoni F. Numero 3 poi Daphne degli Dei, squalificato. Segue Dalò dei Greppi davanti a Danilo Spritz, partito bene dalla seconda fila. Donadoni F per il momento si mette secondo alla corda. Tanto l'allievo di Marco Stefani percorre i primi 200 metri in 14,9, a retta di là, tutti già abbastanza sgranati, con Donadoni F che accetta la seconda posizione alla corda davanti a Dolce Stella, poi leggermente più indietro Dalò dei Greppi davanti a Danilo Spritz, poi Dillo Ciacchi SM con Drum all'esterno. 400 in 33. Le posizioni non cambiano, solo Danilo Spritz prova l'avanzata esterna con Doraemon sempre in vantaggio. Marco Stefani 600 metri in 46,5. Per il figlio di Rotary OK in vantaggio al passaggio di fronte alle tribune, ma vediamo che Cesare Ferranti non vuole farsi coprire, sposta all'esterno Donadoni F per parare Danilo Spritz, guadagna una posizione lungo la corda Dolce Stella, intanto il primo giro va via in 1,17 con in vantaggio sempre Doraemon, allievo di Cristian Rizzo, con insulti Marco Stefani, all'esterno Donadoni F, seguito da Danilo Spritz, Dolce Stella seconda alla corda, primo chilometro che va via in 1,16,7, 15 la frazione della curva, ora Donadoni fa sul serio e va a premere sul battistrada, sembra già sul punto di poter passare a 450 metri dalla conclusione, ma lo sta seguendo molto bene Danilo Spritz. Siamo all'imbocco dell'ultima curva con il figlio di Village Mystic che è passato in vantaggio. Danilo Spritz però si getta di galoppo sull'ultima curva e quindi Donadoni F rimane in vantaggio con un vantaggio davvero che sembra incolmabile. Donadoni F viene a fare passerella con Cesare Ferranti e viene a doppiare la vittoria del debutto di Padova. Vince come vuole Donadoni F mentre si accende la lotta per il secondo posto con Dubai Pax che all'esterno probabilmente batte Dolce Stella. Quindi vittoria in 1,15 per Donadoni F, ricordiamo fratellastro di Audrey F che si getta in un galoppo liberatorio dopo il palo. Ma rivediamo qui la retta d'arrivo con Cesare Ferranti che controlla Donadoni F, il cui avversario Danilo Spritz si è disunito proprio a metà dell'ultima curva. Rivediamo la lotta per il terzo posto, per il secondo posto, probabilmente Dubai Pax su Dolce Stelle, Doraemon.